Buongiorno e bentrovati al nostro consueto approfondimento dedicato ai temi della salute. Quest'oggi in particolare la nostra puntata si concentra sul tema della protesi di ginocchio e come dunque anche la chirurgia robotica può migliorare i risultati. Come cambia sostanzialmente con questo tipo di tecnologia molto avanzata l'intervento di protesi al ginocchio? Ne parliamo in compagnia dei miei ospiti che vi presento subito. In studio con me ho il piacere di avere il dottor Claudio Melchior, direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia all'ospedale di Conegliano. Buongiorno, ben trovato, grazie di essere tornato a trovarci. Do il benvenuto anche al dottor Ezio Meneghetti, direttore dell'unità operativa semplice dipartimentale di ortopedia e traumatologia presso l'ospedale di Vittorio Veneto. Buongiorno, ben trovato, dottore. Grazie per l'invito. Eccoci, allora iniziamo subito ad addentrarci nel tema perché insomma tanti sono i dettagli da raccontare. Anche con l'aiuto di questa prima immagine che il dottor Melchior ci ha portato, le chiedo che cosa significa chirurgia robotica in chirurgia ortopedica, dottore. Beh, la chirurgia robotica è un salto epocale, ma nel vero senso della parola, è un po' come quando è stato introdotto il navigatore per le auto, ecco. E qui siamo molto oltre perché la chirurgia robotica, che è una chirurgia navigata, nel senso che ci guida, ma ci guida sempre in base a quello che noi, ai dati che noi mettiamo, perché non è che il robot fa tutto, lui fa quello che noi gli diciamo in base allo studio preoperatorio. Noi riusciamo a pianificare sostanzialmente come posizionare la protesi, in questo caso parliamo di protesica solo di ginocchio, e come posizionare la protesi nel modo migliore possibile, risparmiando tessuto osseo, risparmiando sanguinamento, facendo sì che la protesi con il miglior posizionamento possibile, perché è una chirurgia di altissima precisione. Millimetrica, no? Sì, esatto. Possa durare molto di più nel tempo. Parole più semplici, insomma, ecco, questo è proprio l'introduzione. Chiedo alla regia di Alessandro Granziera e Tommaso Migotto di mostrarci questa prima immagine che ci permette di capire un po' di più proprio insomma, il tema che ci ha anticipato lei, dottore. Che cosa vediamo in questa immagine? Ecco, adesso vediamo un po' com'è composto il sistema. Il sistema fondamentalmente c'è il lettino operatorio col paziente posizionato, vediamo che c'è il ginocchio esposto, poi attaccato al letto operatorio, fissato sul letto, abbiamo il braccio robotico, che poi più tardi il dottor Meneghetti vi spiegherà come funziona. A destra e a sinistra abbiamo le due unità che si guardano le une con le altre, perché hanno vedete, un'antenna, no? Quella a destra, mentre quella a sinistra è il monitor che noi utilizziamo per poi fare la pianificazione intraoperatoria. È tutto comunicante tramite wifi praticamente, le unità si parlano e danno le indicazioni attraverso delle antenne che vengono posizionate sia sul paziente, che poi vedrete un po' più in dettaglio, e sia sul braccio robotico, in modo da poter eseguire i tagli ossei, perché fondamentalmente la navigazione, cioè è come andare per strada fondamentalmente, no? Io ho qualcuno che mi porta, però io gli devo dire dove devo andare, in questo caso qui quanto voglio consumare, se la strada può essere perigliosa, può essere esposta, può essere piena di buche, può essere asfaltata, sostanzialmente devo introdurre tutte queste cose. E il navigatore allora mi porta a seguire il percorso migliore, e qui la stessa cosa. Poi arriviamo al momento dei tagli ossei, che quella è la cosa fondamentale, che sono tagli di altissima precisione, e questo che ci permette di evitare piccoli errori tecnici, e soprattutto si evitano quelle cose che sono inevitabili, e cioè ognuno taglia a modo suo, nel senso che anche se io ho in mano una sega, però io ho il mio modo di operare e di fare. Poi c'è un tremore di base che tutti i chirurghi hanno, anche il chirurgo con la mano più ferma un minimo di tremore ce l'ha, e poi ci sono le varianti legate anche alla lama della sega, che quando si utilizza la chirurgia tradizionale
per la chirurgia del ginocchio, la lama della sega è più sottile, per cui tende a oscillare dove c'è l'osso un po' più, diciamo, solido o meno. In questo modo invece vengono evitati tutte queste cose, perché è il taglio come venisse fatto dalla stessa persona sempre. Le faccio una domanda, rispetto a questa immagine che abbiamo visto, dove si posiziona il chirurgo ortopedico? Il chirurgo ai monitor? Oppure... No, il chirurgo allora, in questa immagine, diciamo, una parte del lettino dove c'è la gamba viene abbassata, per cui il chirurgo, il primo operatore, si posiziona di fronte al paziente, proprio di fronte al paziente, di fronte al ginocchio. E gli altri due chirurghi si posizionano ai due lati del letto operatorio. Poi sempre alla sinistra c'è il carrello con tutti gli strumenti dove si posiziona lo strumentista. Ecco, dottor Meneghetti, come si differenzia questa chirurgia robotica, insomma, con strumenti, come abbiamo detto, di altissima generazione, di ultimissima generazione, rispetto alla chirurgia tradizionale, quella che noi siamo abituati a pensare quando si parla di protesi di ginocchio? Beh, si differenzia moltissimo perché appunto avendo un sistema che ci guida dall'esterno in pratica, perché noi una volta presi i riferimenti e ricostruito in 3D l'arto e l'articolazione, abbiamo poi la possibilità di fare i tagli, le resezioni guidate dal sistema robotico, mentre prima le resezioni dovevano essere fatte sulla base di guide dedicate, perché per ogni tipo di protesi ci sono guide preparate ad hoc per la tipologia di intervento, che venivano posizionate al chirurgo, fissate poi all'arto, nel caso della resezione della tibia, mediante delle pin, cioè dei chiodini che tengono poi fisse le mascherine di taglio, mentre in questo caso non c'è nessuna mascherina di taglio, perché poi la lama viene guidata dal sistema. Il vantaggio grosso è intanto che qui c'è già tutto calcolato al millimetro, al mezzo grado, al mezzo millimetro, e soprattutto c'è il grosso vantaggio che mentre noi prima andavamo a fissare le guide di taglio sull'osso, e se l'osso non aveva una buona qualità potevano esserci poi delle oscillazioni e quindi potevo andare a spostare la guida di poco, però la spostavo, quindi perdevo la precisione di taglio. In questo caso la precisione di taglio invece è mantenuta sicuramente, perché se io poi anche sposto l'arto nel momento in cui sto tagliando, il braccio robotico mi segue, per cui il taglio verrà fatto sicuramente nella posizione esatta calcolata prima. Ecco, torno a lei, dottor Melchior, perché presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Conegliano proprio pochi mesi fa è stato presentato un nuovo sistema di chirurgia robotica che insomma viene chiamato VELIS ed è una tecnologia altamente avanzata a livello internazionale e attualmente insomma la struttura pubblica dell'ospedale dell'ULSS 2 è la prima nel suo genere ad essersi dotata di questa strumentazione, quindi immagino anche il vanto, no, di poter avere a disposizione un macchinario del genere. Come funziona? Ci aiuta a capire un po' meglio, ecco, il funzionamento di questo strumento e poi andremo nel dettaglio anche per capire quali sono i vantaggi per i pazienti. Prego. Sì, diciamo che noi siamo il primo ospedale pubblico che si è dotato di questo dispositivo. Poi ce ne sono anche altri che hanno caratteristiche diverse, questo è di più recente, diciamo così, generazione. È un sistema che ci è piaciuto perché è molto contenuto, è più leggero anche, è molto più pratico. Poi nelle sale operatorie bisogna considerare anche gli spazi che si hanno a disposizione e a volte con tutte le strumentazioni che ci sono, sì, gli spazi, anche se una sala è molto grande, tendono a essere un po' esigui perché poi bisogna muoversi in sterilità, insomma ci vuole anche dei sistemi che non occupino molto spazio all'interno della sala. Ci sono tante variabili da considerare. Sì, no? esatto, Quindi... sì, bisogna considerare tante cose. Comunque il sistema, adesso si vedeva in questa immagine, ecco, vedete c'è uno dei monitor in cui noi abbiamo praticamente, viene proiettato il ginocchio disegnato, no? È un monitor del computer, viene proiettato il ginocchio disegnato, però il ginocchio viene ricostruito
praticamente. Allora l'intervento inizia con, classicamente, l'articolazione deve essere aperta per forza di cose, perché non esiste una chirurgia mini-invasiva nella protesica di ginocchio, cioè l'articolazione va aperta perché la protesi ha un certo ingombro, per posizionarla bisogna avere spazio. Quindi viene applicato il classico taglio? Sì, viene aperta l'articolazione come si fa normalmente. Poi tramite una penna, diciamo proprio una penna sterile, tutto in sterilità questo, che ha un'antenna, è come fosse una penna un po' più lunga, si vanno a toccare dei punti dentro il ginocchio che il computer ci richiede e noi praticamente mappiamo il ginocchio. E lui viene ricostruito, quel ginocchio però, per cui è una chirurgia personalizzata, perché viene ricostruito quel ginocchio. Poi sul monitor che si vedeva prima vengono proiettati dei dati con il ginocchio disegnato, viene fatta un'ulteriore verifica per vedere che i punti presi siano veramente idonei e poi si comincia a inserire dei dati. Il chirurgo decide di cambiare degli angoli perché viene un po' meglio, eccetera, e il computer ci guida e ci dà soprattutto, ecco, vede in questa immagine, si vede come vengono presi i punti di riferimento con questa penna che la mano guantata adesso tiene. E il computer, vedete, nella sinistra c'è un'immagine dell'area che necessita di essere rappresentata, perché ogni parte dell'articolazione deve essere ben rappresentata, per cui con la penna il chirurgo tocca tutte queste parti, il computer registra, poi si fanno i calcoli, per cui non è che il robot fa lui la protesi, no, è il chirurgo. Infatti è una chirurgia per esperti, cioè per chi ha già una certa esperienza di protesica. Immagino che ci voglia anche una formazione per poter utilizzare questi strumenti sì, ma infatti dettagliata. Bisogna fare il corso per l'utilizzo, sì, c'è tutto un percorso da fare, cioè non è così che uno lo piglia in mano e si mette a farlo. Comunque, dicevo, vengono fatti tutti i conti, tutti i calcoli, in modo da poter eseguire i tagli che, come spiegava il mio collega prima, sono tagli di altissima precisione, in cui ogni minimo margine di errore viene proprio eliminato. Adesso si vede nelle immagini che ci sono, ecco, esatto, come viene proiettato il ginocchio e soprattutto nell'immagine a destra, dove ci sono dei numeri, ci dice gli spazi, perché gli spazi che ci sono nell'articolazione. Ecco, solo un'ultima cosa, è un po' tecnico, è un po' anche difficile da far comprendere. Il vantaggio maggiore, al di là dell'altissima precisione, è questo rispetto alla chirurgia tradizionale, che noi possiamo sapere già come verrà la protesi prima di iniziare a fare i tagli ossei. Che significa? Mentre nella chirurgia tradizionale noi dobbiamo già fare almeno un taglio osseo prima, con gli strumenti eccetera, e poi bilanciare il ginocchio, perché è una questione di bilancio, no? L'articolazione deve essere stabile fondamentalmente, perché se l'articolazione, ma anche come un'articolazione sana, un'articolazione che non è stabile, che dondola un po', fa dolore, fa male, e qui la stessa cosa, la protesi deve essere stabile, per cui noi riusciamo a prevedere come verrà la protesi prima di iniziare i tagli ossei, e se vediamo che gli spazi non sono coerenti, possiamo correggerli mettendo altri dati finché abbiamo il bilancio perfetto. Nell'immagine a destra si vede come abbiamo in estensione, mi sembra, in estensione gli spazi articolari, 11 mm e 9,5 che sono congrui, che sono due misure che possono andare bene. E oltretutto lo possiamo vedere la stabilità come verrà la protesi, la stabilità della futura protesi su tutto l'arco di movimento, cioè da estensione completa a flessione completa, mentre nella chirurgia tradizionale noi lo possiamo vedere solamente a flessione a 90 gradi e estensione a 180 gradi, quello che è in mezzo è un po' una terra di nessuno. Proseguiamo con le immagini, qui cosa possiamo vedere invece? Prego, dottor Meneghetti. Sì. Qui possiamo vedere, praticamente in questa serie di immagini ci mostra i tagli che andremo a fare
avendo pianificato un certo tipo di intervento, perché oltretutto ci permette anche di pianificare l'intervento in base alla caratteristica del ginocchio che abbiamo, perché noi diamo già le caratteristiche se abbiamo un ginocchio varo, per capirci in parole povere, quello con le gambe arcuate all'esterno, un ginocchio valgo con le gambe a X. E in questo caso ci dice che tagli andare a fare per avere quei valori che noi leggiamo sulla destra. Quei valori, quelli in alto, mostrano lo spazio in flessione a 90 gradi che si viene a creare nell'articolazione eseguendo quelle determinate restrizioni ossee. Quelli in basso invece sono lo spazio che si viene a creare in estensione a 180 gradi. Quelle linee bianche che vediamo dall'alto in basso, a destra e a sinistra, invece ci danno il valore di bilanciamento legamentoso, perché il nostro ginocchio è un'articolazione che non sarebbe stabile di per sé, ha bisogno dei legamenti. La protesi di ginocchio ci permette di sopperire all'assenza di legamenti incrociati, sia anteriore che posteriore, e però ha bisogno dei legamenti collaterali. Noi nell'arco di movimento dobbiamo avere una tensione che rimanga più o meno la stessa a livello dell'apparato legamentoso dei collaterali. Quella linea bianca vicina alla linea di mezzo ci indica che nell'arco di movimento il nostro bilanciamento legamentoso è buono. Se si discostasse molto vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché a quel punto vuol dire che a un certo grado di movimento abbiamo un ginocchio che non è stabile. Provi a pensare una persona che scende le scale, che sale le scale, che si trova a un certo punto dell'arco di movimento un ginocchio instabile, cosa può succedere? Oltretutto, avere un ginocchio stabile nell'arco di movimento ci garantisce sulla durata della protesi, perché avere una protesi che sopporta continuamente dei movimenti di sbandamento alla lunga si mobilizza. Ed è una protesi che lavora in maniera stabile durante tutto l'arco del movimento, sicuramente a parità di condizioni è destinata a durare di più. Quindi anche più duratura nel tempo sicuramente. Certo. Per esempio invece in questa immagine, la prossima che la regia gentilmente ci mostra, che cosa possiamo vedere, dottore? Questi sono dei punti di repere che vanno segnati quando si fa il planning con la penna che descriveva il dottor Melchio prima, con quella penna che è dotata di sensori che vengono percepiti dall'antenna, andiamo a determinare delle linee particolari che ci sono, dei punti particolari. Il punto, quello in alto a sinistra, è l'apice della gola intercondiloidea, cioè di quella specie di cupola che c'è tra i due condili del femore, la linea in centro, in alto invece, ci descrive il centro del piatto tibiale, descrive l'asse del centro del piatto tibiale. Quella in basso a sinistra, in basso in centro invece è la linea che serve per determinare l'altezza della corticale anteriore del femore, e invece quella in alto a destra è la superficie inferiore del condilo femorale, che sono tutti punti che vanno presi con quel pennino, con quella penna con i sensori, che servono per far sì che il sistema possa ricostruire un'immagine in 3D dell'articolazione che andremo a operare. Quindi tutta una serie di parametri che sono fondamentali. Sono fondamentali perché chiaramente se io non prendo dei parametri, non li prendo bene, è come che io facessi le fondamenta della casa non perfettamente piane, la casa mi viene su storta. Non è stabile, certo. È essenziale, diciamo, questa fase. Prossima immagine, così chiudiamo anche tutte queste immagini che ci spiegano bene il funzionamento. Questa qua niente, praticamente prima dell'intervento, sempre con i sensori che vengono applicati tramite delle fiche metalliche al femore e alla tibia, si fanno dei movimenti di circonduzione dell'arto e di flesso estensione, perché così il sistema ricostruisce proprio in 3D l'arto completo, compreso l'articolazione dell'anca. Quindi abbiamo il sistema si ricostruisce un'immagine completa di tutto l'arto. E in questa invece? E questa qua, aspetti, l'immagine, di nuovo è sempre quella del centro della tibia, quella in alto a sinistra, e anche lo stesso, sono sempre le stesse immagini di prima, con i sensori che vengono applicati a femore e tibia. Nella prossima forse ritorniamo al... Sì. Qui siamo già di nuovo in una fase in cui è pianificato, per esempio a sinistra è pianificato il taglio, la resezione della tibia, la resezione prossimale della tibia, che viene calcolata sia con l'angolo che andremo a dare in visione antero-posteriore,
sia con l'angolo che andremo a dare al taglio e resezione nella visione laterale, che si chiama slope, è un termine tecnico, perché il piatto tibiale normalmente non è visto in laterale, non è messo a 90 gradi rispetto all'asse della tibia, ma è leggermente inclinato verso indietro. Ma questi qua chiaramente sono tutti poi valori che il sistema ci suggerisce, che però poi in base all'esperienza del chirurgo possono essere variati per far sì, perché lo scopo alla fine, la filosofia del sistema prevede di creare degli spazi simili in estensione e in flessione, e soprattutto di avere poi un bilanciamento legamentoso costante nell'arco di movimento, che sono tutte cose che il sistema ci permette di calcolare prima. Il grosso vantaggio, che diceva anche il primario quando ho risposto prima, è che qui ci permette di calcolare come lavorerà la protesi prima ancora di iniziare a fare i tagli, mentre con i sistemi tradizionali prima devi fare almeno un taglio e poi cominci a calcolare. In questa ultima immagine, dottor Melchior, invece che cosa vediamo? È sempre un discorso un po' tecnico, sono sempre gli spazi, ma ecco, volevo aggiungere solo questo. Perché parliamo di spazi? Perché noi dobbiamo fare dei tagli ossei per togliere la parte degenerata dell'articolazione, cioè quella che è rovinata e che non funziona più. Per cui tagliando l'osso si crea uno spazio, ed è questo spazio che deve essere equilibrato durante l'arco del movimento, perché poi noi ci inseriamo una protesi, ma la protesi non è che dobbiamo mettere una protesi diciamo, che vada a colmare uno spazio eccessivo che abbiamo creato, perché sarebbe una protesi che non lavora bene, per cui bisogna mettere sempre la protesi che occupa il minor spazio possibile per dare un ginocchio più stabile che possiamo fare, perché così il ginocchio la protesi, diciamo, di ginocchio durerà molto. Per cui anche qui è sempre il discorso del bilanciamento che vediamo, le immagini. Ecco, per esempio qui in alto vediamo 13, 9,5, discosta troppo perché dovrebbe avvicinarsi, no? Mentre sotto in estensione 10,5, 10 e può andare bene, sopra è troppo discosto, allora in questo caso qua dobbiamo fare delle correzioni, però facciamo le correzioni tutte sul monitor, non abbiamo ancora tagliato nulla, per cui non c'è il rischio di fare un taglio che poi diciamo qui forse abbiamo tagliato troppo, adesso dobbiamo fare delle correzioni sul femore. A me dispiace un po' che è un discorso un po' tecnico ed è difficile da riuscire a mettere proprio in parole semplicissime. Sì. Lavoro io, no, esatto, no, però ecco, diciamo così, in sintesi, chirurgia di precisione. I tagli ossei vanno fatti, cioè perché dobbiamo togliere la parte rovinata del ginocchio, sia sul femore che sulla tibia. Però per fare questi ci avvaliamo di questo strumento di altissima precisione che ci permette di tagliare l'osso in modo equilibratissimo, senza sprecarne anche peraltro, tagliando il minimo che dobbiamo fare. Che anche questo è un tema importante di cui parleremo tra poco. Abbiamo una prima telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sono Giancarlo. Buongiorno Giancarlo, prego. Molto interessante. Sono appena arrivato a Vicenza da Roana, dove ho un amico che ha perso, diciamo, il ginocchio a seguito di una serie di interventi. Mi ha colpito moltissimo sentire parlare di quel problema che in questi giorni proprio con lui ne discutevo. È amareggiato perché hanno tolto completamente il ginocchio perché è distrutto da una caduta. 8 anni fa ho avuto 8 interventi. Lui non vuole farsi tagliare la gamba perché il dolore è stato incredibile. Ora voi mi dite, state parlando di quello che io dicevo come intuizione, è possibile, vedrai che la tecnologia cambia, faranno un ginocchio artificiale e ti hanno messo un ferro rigido, ora hai la gamba dritta, non hai più dolore come avevi prima, e magari ora si potrà fare un ginocchio artificiale. E questa è la mia domanda, è possibile? Grazie Giancarlo. Allora non abbiamo capito benissimo perché insomma l'audio era un po' disturbato, ma insomma la tecnologia si è modernizzata moltissimo, insomma lo ricordava anche il nostro telespettatore poco fa. Nel corso degli anni sicuramente tante tecnologie sono migliorate. Chiede, è possibile in qualche modo avere un ginocchio che sia artificiale ma che permetta di avere una vita e una quotidianità il più normale possibile?
La protesi è un ginocchio artificiale fondamentalmente. Noi sostituiamo un'articolazione che è degenerata, che può esserlo anche per un trauma precedente, per una frattura, ma anche per una degenerazione legata a fattori di carico, perché genetici, familiari, eccetera. Cioè non è che non tutti hanno l'artrosi del ginocchio e non tutti allo stesso livello, però il ginocchio artificiale, che è la protesi di ginocchio, può permettere un recupero di una funzione che si è persa, ridando al paziente una vita molto vicina alla vita normale. Adesso ci sono pazienti che con le protesi fanno sport, vanno a sciare, fanno alpinismo, fanno di tutto e di più, ecco. Allora noi non possiamo dire uno sì, vai tranquillamente a sciare, però insomma perché la protesi è fatta per camminare senza dolore fondamentalmente, però c'è chi la utilizza, la sfrutta in mille modi, per cui diciamo che il paziente riesce ad avere una vita molto molto vicina a quella che aveva prima di avere l'artrosi del ginocchio, che per il dolore soprattutto gli impediva di camminare quanto voleva e quanto poteva. Chiaramente poi ogni caso insomma ha le sue peculiarità. Ma certo, poi sì, adesso io non ho capito bene anche il quesito, non si sentiva molto bene, però bisogna vedere, perché insomma ci sono casi e casi, non ne possiamo generalizzare, no? Però in linea di massima la sostituzione protesica di un'articolazione è fatta per riacquistare la funzione perduta. Allora, prima di andare in pubblicità, velocemente chiedo alla regia se riesce a mostrarci il video che ci sostanzialmente racconta come funziona nel dettaglio questo robot, no? E lo avete dimostrato proprio nel caso dell'inaugurazione all'ospedale di Conegliano, dottore, questa è la sua equipe. Sì, certo, questi sono i ragazzi che lavorano con noi, che sono bravissimi, meravigliosi direi, e che ringrazio sempre. Ecco, qui vedete, adesso questi sono adesso qui ci sono già i tagli. Quelli di cui parlavamo sì, poco esatto. La sega, vedete che ha dei sensori attaccati, per cui viene guidata dal sistema computerizzato, però il taglio lo fa sempre il chirurgo e non è che la sega si ferma, cioè bisogna tagliare, ma stare attenti a non esagerare, perché rischiamo di fare anche danni, ecco. Per cui alla fine sono tagli guidati, però è sempre il chirurgo che decide fino a che punto andare e quando fermarsi. Qui si vedeva la penna che vi dicevo, con le antenne, che ci permette di prendere i punti di riferimento, ecco anche qui i punti di riferimento del ginocchio, in modo da ricostruire l'immagine tridimensionale di quel ginocchio con i suoi legamenti, con tutte le sue cerniere. I legamenti sono delle cerniere che permettono al ginocchio di funzionare. Ecco, abbiamo detto insomma che sicuramente il robot è fondamentale ed è un aiuto insomma importante per voi, ma la mano del chirurgo certo, è ancora più fondamentale e non può venire meno, anche perché, come dicevamo poco fa, la mano del chirurgo è quella che poi fa le correzioni a quello che il robot ha insomma impostato, no? Sì, se ho capito bene. Bisogna, perché sì, è anche la testa del chirurgo, perché va tutto pianificato prima, ma va pianificato secondo conoscenza, e vede come qui si fanno tutti i conteggi, si inseriscono dei dati e poi comunque va studiata, insomma, si deve fare una vera pianificazione prima di fare i tagli. Torno a dire, i tagli che dobbiamo tagliare, la parte di osso che non ci serve più. Però deve essere un taglio a risparmio, ecco, non un taglio esagerato, abbondante, tanto la protesi colma lo spazio che si è creato. No, la protesi non lavora bene se i tagli non sono buoni. La protesi lavora molto bene se noi abbiamo fatto una preparazione del terreno, diciamo, dove posizionarla, fatta in modo adeguato. È come fare una casa, diceva prima il dottor Meneghetti, se io faccio male le fondamenta comincio ad avere già problemi. E qui è la stessa cosa, i tagli sono le fondamenta della nostra costruzione. Chiaro, chiarissimo. Allora noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, davvero pochi minuti, e poi torniamo ancora in diretta per approfondire il tema della chirurgia robotica nella protesi di ginocchio. A tra poco.
Rieccoci nuovamente in studio, ancora spazio al nostro approfondimento dedicato alla protesi di ginocchio e alla chirurgia robotica. Dalla regia ci dicono che abbiamo una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno, sono la signora Fasan Alida. Buongiorno, prego signora. Niente, io sono stata operata di protesi totale al ginocchio quasi 3 anni fa, in chirurgia comunque non robotica, normale. Posso anche dire dove sono stata operata oppure no? Se vuole signora. Ecco, va bene, sono stata operata a Portoviro. Niente, è andato tutto bene per quanto riguarda la protesi, tutto quanto, però io dopo l'intervento ho avuto tantissimi dolori. Adesso devo rifare anche il ginocchio destro, purtroppo perché non ho cartilagine. Quindi devo fare anche il ginocchio destro e la mia paura è quella appunto di provare poi tutti quei dolori che ho avuto e volevo chiedere ai dottori che sono lì presenti in studio se nel loro ospedale poi si fa anche, come si dice, un po' di dopo l'intervento, se c'è modo di fare delle terapie là da loro. Una riabilitazione, una riabilitazione. Chiarissimo, grazie per la sua domanda. Chi vuole rispondere? Chiaramente non conosciamo il caso clinico della signora, ma insomma il fatto di provare dolore dopo un intervento di questo genere, non con l'utilizzo del robot, chiaramente può rientrare nella normalità? Allora, il dolore post-operatorio c'è, deve essere controllato con i farmaci ovviamente e con altri presidi che abbiamo a disposizione. Per quello che riguarda il dolore post-operatorio nella chirurgia robotica, ci sono studi che diciamo così, affermano che ci sia una riduzione di questo. Anche noi abbiamo visto pazienti che in effetti hanno un minor dolore post-operatorio, però dobbiamo anche dire, bisogna anche essere sinceri, che il dolore post-operatorio esiste e viene controllato dalla terapia farmacologica, soprattutto il primo giorno, poi pian pianino insomma, le cose migliorano. Il paziente, almeno parlo della nostra esperienza all'ospedale di Conegliano, inizia a muovere il suo ginocchio già il giorno successivo all'intervento, viene operato oggi, viene visitato dal fisiatra il giorno stesso proprio e il giorno dopo inizia la mobilizzazione a letto con uno strumento apposta che abbiamo in reparto, di cui siamo dotati per mobilizzarlo e viene messo in piedi già in seconda giornata. Per cui diciamo c'è una riabilitazione precoce. La riabilitazione ovviamente anche questa aiuta a ridurre il dolore, che scompare pian pianino dopo il primo giorno, insomma si riduce tantissimo. Noi poi abbiamo la possibilità, e questo è diciamo quello che possiamo offrire anche ai nostri pazienti, di fare la riabilitazione in medicina funzionale riabilitativa, insomma, ecco, da ricoverati per il ginocchio in particolare, perché il ginocchio, non dimentichiamoci che per quanto l'intervento venga svolto nella maniera migliore, che sia fatto con la chirurgia robotica e con tutti, diciamo così, il massimo dei dispositivi a disposizione, necessita di una riabilitazione piuttosto assidua, intensa, per cui senza questa non si hanno dei buoni risultati. Sia con la chirurgia tradizionale che con quella robotica, in ogni caso, a prescindere. Sì, no, a prescindere, perché poi il ginocchio deve muoversi, ma lo muove il paziente, non è che lo muove il robot, cioè lo muove lui, per cui va aiutato in questo a recuperare. Questo ovviamente migliora tutti i risultati, ma soprattutto anche il discorso del dolore post-operatorio, perché noi dobbiamo tornare a muoverci. Uno fa l'intervento per camminare e deve riprendere a camminare il più presto possibile, ma va aiutato in questo. Certo. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno, sono Letizia. Buongiorno Letizia, prego. Sì, io volevo chiedere, questo tipo di tecnologia per il ginocchio garantisce una durata maggiore rispetto nel tempo, rispetto all'intervento tradizionale? Grazie Letizia. Chi vuol rispondere? Vuole rispondere lei, Sì. dottore? Era un po' un tema anche questo da affrontare. Allora, in teoria, se tutto si svolge correttamente, dovremo avere un'articolazione più bilanciata, con un posizionamento ottimale delle componenti,
Quindi a parità di condizioni, perché bisogna considerare poi anche la qualità dell'osso che ci troviamo di fronte, e a parità di condizioni in teoria dovrebbe avere una durata maggiore. Chiaramente poi dipende da tante cose, dipende dalla qualità dell'osso, come ho detto prima, dall'utilizzo che uno ne fa, perché se uno va a sciare, va a fare attività diciamo piuttosto movimentate, è chiaro che causa delle sollecitazioni alla protesi che a lungo andare potrebbero causare una mobilizzazione, perché non dimentichiamoci che la protesi, le parti aderenti all'osso sono metalliche e hanno un modulo di elasticità diverso dall'osso, e quindi le sollecitazioni ripetute, i microtraumi ripetuti possono causare alla lunga una mobilizzazione. Certo è che con le componenti attuali, e soprattutto per esempio noi nella nostra esperienza da più di qualche anno utilizziamo le non cementate, che una volta hanno un attecchimento un po' più lento perché hanno bisogno di un po' di tempo per attecchire all'osso, però una volta che è avvenuta l'integrazione con l'osso sono molto più stabili rispetto a quelle cementate. Ecco, quindi anche questo è un altro aspetto da considerare, perché bisogna sempre considerare anche il tipo di fissazione che si fa sull'osso. Laddove è possibile, dove ha un osso di buona qualità, usi le non cementate che in teoria esse stesse, a prescindere dal tipo di chirurgia, hanno una durata maggiore. Ecco. Senta, tutti i pazienti possono essere candidati all'intervento della protesi del ginocchio con l'utilizzo del robot, oppure ci sono dei distinguo? No, certo, il robot nasce per impiantare la protesi di ginocchio secondo determinati criteri, e il ginocchio è ginocchio, per cui non c'è un paziente che è più candidato di un altro all'utilizzo della robotica, perché vale lo stesso discorso della chirurgia tradizionale. Se un paziente necessita di protesi si può fare con la tradizionale, si può fare con la robotica. Se c'è a disposizione la robotica, meglio. Anche quindi un paziente anziano, un paziente che ha altre patologie associate? Sì, le patologie associate, perché poi alla fine il limite delle patologie associate ce lo dà l'anestesista, dice no, guardate, questo qua è a rischio eccessivo, non si può operare, rischia di non uscire dalla sala operatoria, ma per quanto riguarda noi, diciamo per quanto riguarda la chirurgia protesica, paziente anziano o meno anziano, non c'è un limite, diciamo, da questo punto di vista. E dunque, dottor Melchior, quali sono i vantaggi per i pazienti che si sottopongono a questo intervento con l'utilizzo di questo strumento insomma, altamente tecnologico? Allora, premetto dicendo questo, non è che la protesi fatta in modo tradizionale, cioè senza il robot, andasse male, vanno bene lo stesso. Ovviamente questo è uno strumento aggiuntivo che permette di migliorare con un grande passo l'intervento stesso, per cui il finale è che noi facendo una chirurgia di maggior precisione, di altissima precisione, abbiamo un risultato più affidabile nel tempo, perché poi le protesi hanno, come viene chiamato in termini scientifici, degli indici di sopravvivenza, cioè quanto dura la protesi nel tempo. Certo. Ecco, per cui la chirurgia robotica, dagli studi che sono stati svolti finora, eccetera, ci dà la possibilità di avere protesi che durano di più nel tempo. Questo è il vantaggio maggiore. Poi ci sono i vantaggi più immediati, sono quelli che ci può essere una riduzione del dolore post-operatorio, minor sanguinamento, maggior risparmio dei tessuti, però io la vedrei più a lungo termine, ecco, cioè nel senso di avere protesi più durature, di non doverle revisionare, perché revisionare una protesi, soprattutto di ginocchio, cioè sostituire una protesi di ginocchio è un affare piuttosto complesso, ecco, che è a maggior rischio di infezione, per esempio, perché dobbiamo considerare anche questo, non ne abbiamo mai parlato noi di infezioni oggi, perché è un altro argomento, se no non si finirebbe più, però sì, sono interventi molto più grossi, molto più importanti anche per il paziente, per cui avere protesi che durano molto nel tempo è il vantaggio, diciamo così, principale. Anche perché i materiali proprio delle protesi sicuramente si sono anche questi evoluti nel corso dei tempi. Sì, le protesi moderne sono protesi in titanio, sono state studiate e ristudiate, hanno disegno, diciamo, il disegno grossolano più o meno lo stesso, però
hanno raggi di curvatura migliorati, che rispettano molto di più la fisiologia del ginocchio naturale. Però ricreare un ginocchio naturale, cioè non è che è impossibile, no? Però si può ricreare il ginocchio protesico il più vicino al ginocchio naturale possibile. Questo, la robotica ci aiuta a mettere la protesi nel modo migliore possibile. Però anche le protesi fatte senza robot sono sempre andate bene, però insomma siamo arrivati a un salto di generazione, no? In cui la tecnologia avanza e questa è un'innovazione tecnologica importantissima in chirurgia ortopedica. Certo. Dottor Meneghetti, ma il tempo dell'intervento è più lungo con l'utilizzo del robot oppure insomma, si equivale un po' alla chirurgia tradizionale? No, come in tutte le cose c'è una curva di apprendimento, per cui i primi interventi che fai con la robotica portano via più tempo ovviamente, anche perché non solo il chirurgo ma anche il personale di sala deve prendere dimestichezza con il nuovo strumentario, la preparazione del robot, perché il robot va piazzato sul letto operatorio, va rivestito con uno scafandro sterile, e vengono fatte tutta una serie di passi che all'inizio portano via un po' di tempo, però noi nella nostra esperienza già dopo una ventina di interventi avevamo praticamente pareggiato i tempi. Da non dimenticarci, da non trascurare un altro fatto. E la chirurgia robotica, proprio per il fatto che i tagli vengono fatti senza l'utilizzo di guide, richiede uno strumentario ridotto in sala operatoria. Meno strumentario, meno rischio di infezioni, perché tutto quello che c'è di aperto sul carrello può inquinarsi, meno roba c'è, più difficile è che si inquini. Oltretutto le guide per i tagli tibiale e femorale prevedevano l'utilizzo di aste che venivano infilate nel canale femorale e quindi invadevano l'osso in maniera importante. Tutto questo non avviene perché il sistema di taglio non ha bisogno di guide piazzate sull'osso, di conseguenza c'è una riduzione anche dei rischi di infezione che non è trascurabile. Insomma, che è sicuramente importante. Sì. Vorrei ribadire insomma, che questo robot non opera in totale autonomia, è sempre guidato dal chirurgo, ma dottor Meneghetti può essere utilizzato da tutti i chirurghi ortopedici? C'è bisogno di una formazione, come dicevamo, ulteriore, sì. No? Sì, come diceva anche Primario prima, è un sistema che aiuta il chirurgo perché ti permette di fare dei tagli precisi, eccetera, eccetera. Richiede però, è un sistema che richiede esperienza, cioè, non è un sistema adatto al principiante, perché è un sistema che richiede ragionamento, perché la macchina, come dicevo prima, sì, ti fa fare tutto giusto, ma tutto giusto in base ai calcoli che hai fatto tu e alle correzioni che hai dato tu. Di conseguenza è utilissimo, però ha bisogno di qualcuno che abbia esperienza. Oltretutto per l'utilizzo è necessario praticamente si fanno fare dei corsi che ti abilitano all'uso di questo robot, perché chiaramente ogni robot ha il suo sistema di utilizzo, ce ne sono diversi che funzionano in maniera diversa, in linea di principio la stessa, però i sistemi sono completamente diversi, alcuni richiedono attacchi, richiedono strumentazioni diverse, per cui diciamo che ogni sistema di questo tipo richiede un'esperienza. Questo per esempio, il VELIS non necessita dell'attacco preoperatoria? Questo non necessita dell'attacco preoperatoria, qui si fa il consueto planning con delle radiografie per il calcolo degli assi e degli arti inferiori, le assiali di rotula per vedere come lavora la rotula, eccetera, eccetera, però nulla di particolarmente complesso, non serve un attacco. Ecco, dottor Melchior, insomma siamo quasi alla fine, abbiamo l'ultima manciata di secondi e di minuti anzi a nostra disposizione, abbiamo capito insomma quanto sia importante avere a disposizione strumentazioni all'avanguardia e di ultimissima generazione come queste, non sostituiscono l'esperienza, la mano e la testa del chirurgo, come dicevamo, ma insomma alla luce di tutto questo, quali potrebbero essere le prospettive future della chirurgia robotica in ortopedia? Cioè ci dovremmo aspettare sicuramente altre migliorie, altri robot per altri tipi di interventi, di patologie sicuramente? Certo, viene già applicato la chirurgia robotica nella chirurgia protesica dell'anca e della spalla. Per cui è una chirurgia, dicevo, di precisione, fondamentalmente però è da ricordare che il chirurgo inserisce i dati in base alla sua pianificazione, personalizza un pochino l'intervento su quel paziente
però il sistema ci aiuta a fare i tagli con una precisione, diciamo così, assoluta, migliore. Ma alla fine il taglio, se io non metto i dati giusti, me lo fa storto. Sì, per cui ricordiamoci che, come diceva il mio collega, dottor Meneghetti, che è una chirurgia per chi ha una certa esperienza, che conosce bene il ginocchio, conosce la protesica del ginocchio, perché poi bisogna fare un inserimento dati per la macchina che sia un inserimento dati corretto, e allora avremo dei tagli ossei perfetti. E come dicevamo, sicuramente il futuro ci mostrerà nuove tecnologie, no? Io invidio i giovani perché hanno a disposizione delle innovazioni tecnologiche che sono stupefacenti, che fino a 20 o 30 anni fa neanche ci sognavamo. Per cui la tecnologia è un aiuto sostanziale, ci permette di fare cose che non potevamo neanche solamente pensare quando noi abbiamo iniziato a fare gli ortopedici. Adesso è qualcosa di straordinario. Noi lavoriamo nel servizio sanitario nazionale o regionale, insomma, ecco come vogliamo dire, e io devo ringraziare comunque il sistema sanitario che mi ha permesso di avere a disposizione per tutta la mia vita professionale delle strumentazioni stupefacenti come quest'ultima che abbiamo ora. L'evoluzione è straordinaria, no? Soprattutto in questi ultimi anni, anche con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Certo, sì, probabilmente si andrà avanti ancora, sicuramente si andrà avanti, e quindi soprattutto con l'intelligenza artificiale è possibile che arrivino dei sistemi ancora più automatizzati, ancora più precisi, questo è sicuro, questione di tempo. Anche perché con l'invecchiamento della popolazione, insomma, questi interventi potrebbero anche aumentare, no? Aumenteranno senz'altro perché la popolazione invecchia, la patologia artrosica è una patologia di tipo degenerativo che con l'età aumenta, con l'aumentare dell'età media della popolazione aumenteranno sicuramente anche questi interventi. E quindi avendo a disposizione strumenti come questi sicuramente saranno un aiuto sostanziale. Siamo in chiusura, io ringrazio il dottor Claudio Melchior, direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia all'ospedale di Conegliano. Grazie dottore, grazie anche al dottor Ezio Meneghetti dell'unità operativa semplice dipartimentale di ortopedia e traumatologia all'ospedale di Vittorio Veneto. Direttore, grazie anche a voi, lei, grazie a voi. Grazie a voi di averci seguito da casa, ad Alessandro Granziera e Tommaso Migotti in regia. Vi lascio alle ricette di Casa Pappagallo e a seguire al film Verso Sera. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.